Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Sono terminate all'1 della notte scorsa le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco dell'incendio divampato alle 20 di domenica all'interno di un'azienda galvanica in via Portinari a Marghera. I pompieri, arrivati da Mestre con un'autopompa, l'autoscala e 7 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme che hanno riguardato alcuni macchinari e materiale in lavorazione. Successivamente si è provveduto all'evacuazione dei fumi che avevano completamente invaso il capannone di circa 1500 metri quadrati. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora cronaca. Tragico incidente ieri pomeriggio in autostrada 4 tra lo svincolo Vittorio Veneto Nord e lo svincolo Vittorio Veneto Sud in direzione Venezia, che ha coinvolto 3 auto, di cui una proveniente in senso contrario. Deceduta una persona, altre 2 lievemente ferite. I pompieri accorsi dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente rimasto incastrato. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiararne la morte. Assistiti dai sanitari gli altri 2 feriti, tra cui un veneziano e un'altra famiglia rimasta illesa ma sotto shock. Sul posto l'elisoccorso, diverse autoambulanze del SUEM e la Polstrada. Cambiamo decisamente argomento. È stato aperto al pubblico questa mattina, lunedì 8 maggio, il nuovo parcheggio del municipio di Jesolo. L'area di sosta è situata a sud-est dell'ingresso principale dell'edificio comunale, rappresentando così un'estensione del parcheggio esistente. Lo spazio occupa una superficie complessiva di circa 1700 metri quadrati e può ospitare fino a 50 veicoli. I lavori per la realizzazione del parcheggio sono iniziati a febbraio di quest'anno e hanno comportato una spesa complessiva di 202.000 euro. L'accesso all'area avviene attraverso il collegamento con il vecchio parcheggio, mentre l'uscita è prevista lungo il tratto di Sant'Antonio che costeggia il fiume Sile, adiacente il ponte San Giovanni. Svelata stamane nel giardino dell'Istituto Comprensivo Romolo Onora di San Donà la nuova statua che abbellirà il giardino della scuola. Opera dello scultore Giovanni Bragato, si intitola Vola solo chi osa farlo, titolo scelto dagli stessi studenti della scuola, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del progetto che prevedeva di dare una seconda vita all'olmo abbattutosi rovinosamente 2 anni fa sul tetto della scuola a causa di una tromba d'aria. Diverse classi della Honor per mesi hanno documentato con video e foto la realizzazione della scultura e durante la cerimonia di svelamento odierna hanno letto testi e poesie per celebrare la giornata del ritorno del loro grande olmo a casa, seppur sotto nuove spoglie. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.